Cioè Orlando, partita fa ridere, ma è orribile perché questi scalini... Oggi è il 16 agosto. E anche la data? Eh sì, 1983. Eccoli, sta arrivando. Eccomi qua. Oggi, adesso però devi intervistare i milanesi perché c'è la novità. Non direi che siamo a livello di... Stavo dicendo che non siamo in avanscoperta come ieri. Guarda che il fuoco non è preciso. Perché? Non lavora perfettamente. Comunque nel volgere degli anni può darsi che la rampa di Raus sia peggiorata, non è questione del volgere degli anni miei soltanto. Adesso da che parte si va? Di qua, a sinistra mi Per sembra. Bayonne? No, per Bayonne dice di là. No. Bayonne è una città? No, questa, sinistra. Se tutt'al più torniamo indietro un attimo, non mi ricordo perfettamente. Cosa hai da dire, Paolino? Cosa? Cosa devi dire? Niente per il momento. Ascolta, qual è la strada? Sinistra o destra? Sinistra è un po' più malandata, a destra è più facile, però a salitone ripide. No, ma non è la sinistra quella di Raus, questa, quella che ha il... Tutte e due arrivano nello stesso punto. Questa di destra ha un tratto... Di sinistra? Quella di destra io parlo, questa di qua. Ha un tratto di prato che va su, tutto ripido, e poi si ricongiunge con quella di sinistra. Quella di sinistra invece parte con tutta sassosa da qua e va su tutto a sassi. Ma arrivano prima di Raus tutte e due. Quindi perciò è identica la situazione. Ma il tratto duro di Raus, diciamo. Domanda, due. chi di voi l'ha fatto? No, io l'ho fatta parecchie volte, sai che non mi ricordo. Mi sembra addirittura... Con che moto? Con questa, mi sembra addirittura di essere tornato indietro, ma l'ultima volta 2 anni fa. Mi sembra di essere tornato indietro e aver fatto questa. A me sembra comunque aver preso a sinistra. Prendiamo su di qua, facciamo il prato? Oppure come Hai dato la data? Sì, il giorno dopo l'avventura, cioè a 24 ore dal Ferragosto, cioè il giorno dopo Ferragosto. Purtroppo siamo alle prime noie. Ecco Tita impiantato in fondo su una brutta curva molto secca. Il fondo è tutto sottobosco di foglie. Eccoci sempre sulla stessa curva, ecco San Marco che passa. Ecco Paolino Milanesi con lo schiacciasassi. Ah sì? È venuta via la cuffietta, sarà dentro nel sacco penso. Questo è il punto, passato qua. Paolino Milanesi con lo schiacciasassi. Dopo me la dai che ti riprendo anche te, cazzo, una volta. Sì. La tiri qua, io passo. C'è ancora un tratto un po' duro, adesso è un po' dura qui su. Ecco De Milanakis con i 4,40. Madonna butta fuori i cavalli come fossero formiche. Asini. Vai. Ecco che tenta Galarotti per
serbatoio, no, ce l'ha fatta a rimanere in piedi. È che mi avete detto è duro, è duro, è duro. Se io venivo su normale, venivo su come il notto. Sì, difatti io ho detto questo non è duro. No, era più No, questo è enduro, più che altro. Una volta era più dura. Mettiamo un po' di guadagno, ecco, funziona nettamente meglio la telecamera. Se vai indietro vai avanti. Io non ranchi un cazzo questo persone. Made in Japan. Made in Japan, Japan Corporation. Toma le vacca. Quelle moto lì hanno un brutto difetto che non vanno mai in moto. Quando che la si spegne da sola? Adesso mi tocca tornare in Rio a mettere in moto. Sì? Sì. Qui sopra ce n'è uno un pochino peggio, un tornante a destra. Cioè ha un salto da prendere piuttosto. In discesa. Veloce panoramica di Domegge che abbiamo appena lasciato e adesso aspettiamo lungo il canalino lunghissimo tutti gli altri motociclisti. Bedorcia e Cima Spe sono immerse nella nebbia, nella foschia. Ecco Forcella Spe. Ecco il canalino di cui parlavamo. È veramente insidioso per una moto da enduro. Vediamo che San Marco se la cava invece benissimo, molto bene, addirittura con impennate. Noi siamo in bilico sul baratro, Totti forse, o Tita, no è Tita che sta pedalando. Male puttana! Prego, ci rilasci una dichiarazione. Com'era la dichiarazione? Saluto la mamma! Ah, ecco. Sono contento! Dai, svelto. No, no, qua lo vedo su. Come no? No! Aspetta, dai, prima che sopraggiunga gli altri. Posizione pura, eh? Dai. Dai. Ecco Gallarotti che per non rischiare il serbatoio pedala. È passato. È molto handicappato dal copertone Fulvio, perché bisogna dire che per la poca esperienza, come dicevo ieri, a carattere motoalpinistico, soprattutto con questo genere di motociclette da enduro, Guarda che Milanakis ti passa sopra. Ti rulla con... in gamba. Ecco lo schiacciasassi. Ma vedo che ha i suoi problemi, Sì, sì. Cari telespettatori, sentirete la differenza di rumorosità fra una moto da puro enduro. E qui oggi abbiamo tutto, poi ti riprendo, abbiamo il trial, abbiamo irregolarità e abbiamo l'enduro, con tomare vacca incorporata. Ecco, bravo. Prendi pure il panorama da qua, Enrico. L'ho già fatto. Vicino Ah, qua, ma non adesso è niente ancora di grave. peggio. No, c'è un punto, subito qua.
Che è un po' duro ancora. Un altro punto molto duro del percorso è un tornante con insidiosissime rocce. Vedremo un po' come se la caveranno. Male vacca! Sempre lei! Sembra che Tita sia in leggerissima difficoltà, molto piccola questa difficoltà, direi insormontabile. Altro rumore di moto, vediamo un po' qua, i contrasti sono fortissimi per il chiaro scuro che separa il sottobosco fitto dal sentiero. Ecco San Marchi, vediamo un po' come se la cava, ma senz'altro bene, perché Roberto è un duro molto bene, al di molto superiore. Ah, direi fenomenale. Approssimarsi Fulvio Gallarotti. Va? È già andato Roberto? Roberto è già andato! Vai tu? C'è un'indecisione, una piccola indecisione. Ecco che parte Fulvio. Bene, direi molto bene. L'indecisione è stata fatale. Tienti a sinistra Fulvio. No. No! Dove... Tutto a sinistra, Perfetto. Avanti! Vai! Vieni! No. In un altro punto del percorso, qui vediamo Tita, un po' provato, vero signor Tita, da questo genere di percorso. Non è abituato, lei penso dalle sue parti le siano più consoni
i percorsi terreni veloci, i percorsi veloci. percorsi veloci, fuoristradistici ma veloci. Ce ne siamo infatti un po' accorti, a Qua parte che invece noi già conoscevamo questo percorso, per cui non è stato per niente difficoltoso. Qui ecco finalmente Ghinato inquadrato, che è venuto su fumando, anzi in uno dei punti più scabrosi direi, che per noi è stato il modello 7 fatiche dei 9 Ercoli. Lui addirittura faceva le pendolette a sinistra e a destra del sentiero, con la sua buttacco dal telaio storto, alla ruota storta, che a parte questi due particolari tutto il resto fa schifo, ma era sempre avanti. Ora andrò avanti, adesso vediamo se arriva Galarotti che ha problemi di manubrio e Milanesi che ci dà i consigli su che strada prendere. Finalmente Galarotti che dice di avuto problemi di manubrio. Paolo, di qua o di là? Paolo! Destra! No, la stampa ha capito lo Paolo, spegnete un attimo i motori. Se no, se volete facciamo una piccola avventura, si può andare anche a sinistra. No, grazie. Lascia perdere le avventure. Come va Paolo? Per me bene. Ma da che parte Paolo? No, a destra senza avventure, a sinistra, ma non è grave. Siamo stati Per te Avventure va- vuol dire come minimo 5 elicotteri di sequestro. La classica avventura in elicottero. Vai Enrico. Aspetta che dopo ti passo, fatti passare. Ecco, siamo ormai in vista di Bayonne. Qui dovrebbero passare fra poco gli enduristi, nonché il trialista Ghinato che finora ha fatto da operatore. Qui siamo nel mezzacosta. Ecco, possiamo notare le marmarole emergere dietro le foglie. Ecco, il percorso è stato piuttosto impegnativo, soprattutto per coloro, come si è potuto notare, soprattutto per coloro i quali non avevano mai percorso questa mulattiera che, come detto in precedenza, conduce da Depo, cioè da Domege a Rifugio Bayonne. Ecco, sentiamo il rumore della moto trial di Ghinato che si avvicina. Ora cominceremo con l'inquadrarlo lì sullo sfondo. Eccolo arrivare. Allora abbiamo visto passare Milanesi, Enrico, Tita ed ecco Rachele Beato e Galarotti. Anche me, questo sono io. Ecco il gruppo, che ora si sgranerà via via. E Galarottius? Galarotti, non sei giornato oggi, come va? Guarda, se non viene sto copertone, Galarotti, non è una scusa, vuoi un ma copertone? veramente un copertone in condizioni ottime per asfalto, ma altrettanto disumane per il fuoristrada. Ecco Paolino con lo schiacciasassi da 57 cavalli solo. Che, ecco Paolino, adesso siamo qui solo in confidenza. Sì, Dimmi, segreto. Dimmi come hai visto, oltre a me, a parte me, ma è inutile fare commenti sul sottoscritto, come hai visto il gruppo degli enduristi velocissimi trevisani? Cioè si tratta poi in fin dei conti del marito, del marito, della Marisa, sorella del Giris, sì, beh. Dimmi un po' come ti sono sembrati questi uomini durante questa salita? Imbranati loro, i mezzi, tu che sei un esperto. molto loro, Sì, molto, decisamente molto. sì. E comunque c'è speranza che cambino, cioè manca la base, non c'è,
cioè non c'è l'esperienza completamente. E mancano anche le riprese ovviamente. Sì. E San Marchi come è salito? Io non l'ho visto San Marchi perché è sempre stato davanti, troppo avanti perché io potessi vederlo. Però ti garantisco che non mi sono mai fermato. Allora è già valido il Da discorso. valido, insomma. Sì. Ho tratto qualche insegnamento al maestro. Sì, decisamente, Poi andiamo spero. avanti. Prego, la prossima puntata, se vuoi un posto bello da filmare, adesso resti sempre su questa strada qua, Sì. poi a un certo momento la strada principale gira a destra e il sentiero e prosegue dritto invece un segno di In mezzo sentiero. a costa, sì. No, ormai la costa l'abbiamo No, un finita. sentiero in pendio. Ecco, che arriva proprio sul rifugio. Sì. Vai avanti in questo sentiero e a un certo momento questo sentiero ha tutti massi, sassolini, tutte siepi, tolgo meglio, e allora in mezzo alle siepi così è bello perché comincia qualcuno a rischiare. Molto bene. Bisogna vederne duro che va all'osso. Sì. Ah. Sarebbe la roba più... A pochissimi metri dal rifugio, ecco il minato che si appresta a fare l'ultima fumata. Per lui è una vera passeggiata. Adesso aspettiamo gli altri. Ecco le marmarole. Aspettiamo l'arrivo degli altri. Avvicinarsi, dita. Allora vediamo Fulvio se appare sullo sfondo. Sentiamo il rumore di Fulvio. Intanto il cielo si è un po' coperto, ecco inquadriamo lì il sentiero. Ecco il rumore di Fulvio ed è in arrivo anche lui. Marmarole. Fulvio, ero molto vicino al rifugio, ora sto raggiungendolo a piedi, sto raggiungendo a piedi il rifugio. Ecco il rifugio Bayon, le marmarole lo sovrastano. Ecco il pupo di Lozzo apparire in primo piano. Ecco in lontananza il piano dei buoi. Forse scenderemo da qui, non so se faremo il percorso di guerra di nuovo. Guarda dalla cima col sole crova andare più a Grea, se va via 10 minuti va via tanto. Perché ho bisogno da casa mettere a posto la frizione o la marmita, se devo perdere la marmita, il freno davanti messo male. I pochi chilometri che ha dovuto percorrere ha problemi al mezzo, sembra quasi Arnoux. Sì, adesso avrò anche dei problemi per le gomme perché la Pirelli non mi ha ancora fornito quelle ufficiali, ma... Quante birre? Fulvio cosa dice? Ma Fulvio non si spreca mai. Quante birre, giovani? 5, no? Ti vesti birra, Roberto? No comment. 5 lattine. No comment, dai che non sai dire altro. Farò causa alla download. Perché che Ti ricordi che Bampo ti diceva che ti facevano affare a cambiarti la gomma? Perché non te la sei fatta? Perché non l'aveva in casa, Roberto? Ma aveva il trail però. Non l'aveva! Il trail, non il trial. L'aveva. Aveva il trail. Questo è un piccolissimo sbadiglio. Milanesi allora, Qui? un'ultima dichiarazione. Tutti vivi. Sì. Non c'è E stato. sembri quasi deluso dal fatto che qualcuno sia morto per strada. Sì, appunto, è una cosa normale, insomma, rientra nella norma. Papi, dov'è la borraccia? Papi! Papi! Papi!
distanza il rifugio Marmarole. Passeremo di lì o facciamo la facciamo Crova? Sì, Crova. Sono molto contento. Eccoci. Ciao T'ho preso Sammy! in ritardo, pazienza. Ah, bello, bella! T'ho preso. Occhio, occhio che viene giù, Tita! Dicevamo che siamo ormai nella strada di ritorno, cioè stiamo venendo giù da Croda. In questo momento ci troviamo in località di Croda. Questi sono alcuni passaggi in discesa. Ecco Fulvio, ora accusa meno le deficienze del copertone, quanto la trazione in questo momento non è più così indispensabile come prima in salita durante le rampe di Raus. Ora vediamo Tita che scende a bordo del suo potente Yamaha 550. Eccolo. Ed ora l'Hitler della moto! Eccolo qua l'Hitler della moto! Vai, ripresi in lontananza di piedi di Cadore, nella foschia immersi, cioè veramente lì siamo su Pozzale, ecco le baite locali, ormai sono le 17:30 e ricordate eravamo partiti circa alle 15, ecco la zona degli spalti completamente a foschia. Ecco il picco di Roda. Passo Mauria, 18 agosto, anzi 17 agosto 1983. Eravamo partiti alla volta di Forni a Voltri per poi attraversare il Passo della Croce e andare a Caserazzo, ma il tempo è andato sul brutto. Io ora sono qui al Passo della Mauria, temo di aver sorpassato i compagni e di non averli visti in quanto sotto pioveva, c'è stato uno sprazzo di pioggia, comunque il tempo anche quassù non sembra dare al meglio. Approfitto intanto nell'attesa per fare, visto che ho portato il marchingegno, per fare qualche ripresa qui al valico. Temporali che si avvicinano, che danno situazioni di instabilità e probabilmente dovremo fare il ritorno a casa, un vero peccato perché il tempo è cambiato da un momento all'altro nel corso della giornata. Della Cota 349 che mi è stata prestata da Marco per fare con facilità questo giro che, vista la situazione, non faremo. Adesso aspetto ancora un momento, visto che qui non piove. Domenica 21 agosto 1981, 81, sì, 83 magari. Dopo le vicissitudini di questa settimana, i giri registrati e non registrati,
Eccoci in una gita tranquilla al rifugio Talamini. Qui è iniziato un tratto di percorso piuttosto impegnativo per le moto, per cui abbiamo depositato le nostre donne. Ecco Lara che sale, ecco primo piano su Lara. Ciao Rico, dove devo portarmi? Col casco sul braccio con i grandi. Casco. Ecco Anna e Marco, compagnia. No, ma dimmi dov'è sto tocco per arrivare. Questo? Questo. Meglio che andiamo a piedi. Sì, no, è questo che lo va a fare a piedi, ma non è breve. I soliti mezzi, ieri ci hanno portato in consiglio. Metti, no, andiamo a piedi, noi portiamo il casco così, guarda. La mamma lo mette qua nello zaino, al posto di Popo. Ed ora proseguiamo. Popo cammina con la mamma. Sosta nel bosco, nel tratto impegnativo dove abbiamo scaricato le famiglie intere. Ecco, Marco controlla lo stato del suo copertone decisamente deteriorato. Cosa ci vuoi fare, eh? Ma costi Costi continui, eccessivi. 3 copertoni all'anno sono troppi. Sì, sono tanti indubbiamente. E non credere che io sia molto al di sotto. No, quello vedi Marco, indubbiamente dura di più. Hai un po' meno di presa ma dura di più, però vedi che sono salito bene, insomma. Sì. Quello dura di più. Dato che prosegue nel bosco, poi un altro strappo saremo al rifugio. Nel frattempo sentiamo le voci che sopraggiungono dal basso. Non si vede ancora nessuno. Vediamo. Solo le voci per ora. Vero Roberto? Sì? Ieri abbiamo registrato Aprire sullo sfondo di questo tratto. Ecco la voce di Lara. Che salita? Ah, lita. Provi? Sì, Coppia. Papà, che salita papà? Che salitaccia. Di papà che salitaccia. ecco Marco. Sta osservando la salita. Ah beh, grazie, anche in salita sto lavoro, caro mio. Hai visto Marco? Quella brutta l'hai Ultimo tratto, dopo ce ne sarà un altro. Ah, dammi la beretta. Di fronte alla telecamera si rimette la Ciao Lara. Ciao papà. Via papà. Non devi dare il papà. Lara. Tolita. Guarda come rampega. Lara, questa non la devi dare al papà. Guarda che salita. Ormai che ha preso il via continua. Addio. Una montanara eccezionale. Dirati al papà e di buon papà. Segue le orme del nonno. Questo non lo dovevi dare al papà, Lara. Eccoci, c'è un altro punto del nostro percorso nel quale appunto, è subito qui sopra, nel quale appunto le nostre donne sono scese. Si tratta dell'ultimo strappo, ecco, caratteristica baita fienile. Ora mio ci sediamo un po' qui a rifugio. Non l'hai mai fatta, Sì, ma scherzo per vedere lei. Bella, guarda. Che forte. Si prega almeno di non rompere i vetri. Hai visto Lara che bella?
tirato su Anna. Angela. Angela, non Anna. Ma sottolita qua. Pesa. Cosa pesa, amore? Non si può mica togliere, questa è una panchetta per sedersi così quando si è stanchi. Per stare qui a curare i funghi, i cughi. Ecco la salita percorsa. Oh, che brava! Ha fatto un salto più grande di te stavolta. Ah no, forse qualcuno l'ha perso, l'hai perso tu. No, ho trovato, è a terra. Ecco, superato l'ultimo tratto ripido del sentiero. Adesso in pochi minuti di strada Raggiungeremo facile la vetta. raggiungeremo la vetta, mi suggerisce Marco, ovvero sia il rifugio a Talamini. Abbiamo trovato nel percorso, aspetta vi faccio una macro, nel percorso un profumo intatto. Potete sentire il profumo, la squisitezza del profumo. La squisitezza del profumo attraverso gli altoparlanti del televisore. Forza! Ah, sarebbe anche per uomini questo. È il foreman. Etrusca pur home. Ecco la piccola che avanza. Dai Lara, fin dal papà, forza! Forza, fin dal papà! Molto bene! Bene! Dai, qua dal papà! Brava! Dai un saluto! Hai visto cosa abbiamo trovato? Guarda, guarda. Senti, metti il nasino. Metti il nasino. Senti che profumo. Metti il nasino, senti. Senti. Hai sentito che profumo? Guarda. Qua. Mangia un birtino. Non c'è qua. Non c'è qua. È la mamma che li trova sempre. Non c'è qua. Porom. Ma Sì, anche a me. Parfum pur baldracon. Vedi che la mamma ti cerca. Occhio al bastone, amore. Le felci. Ma ti ha dato un calcione? Con lo stivalone? Bozzolone? Senti, di bene a Marco e Angela, motocicletta. Come dici motocicletta? Ma di bene motocicletta. Occhio che non tocchi i tubi di scarico, eh. No, lei sa che scotta. Eccoci! Benissimo! Ok! Sei contenta, eh? Molto bene! Lei non capisce cosa sta succedendo. Ho detto, ma L'hai siamo appena fermato? arrivati. No, come si ferma? Rischiaci. Talamini, la meta è stata felicemente raggiunta. Ecco Lara che viene, anzi porta via l'imbragatura, l'incastellatura, il castello che le ha permesso Poco aspetta la mamma. per salire fin prima qui. che troviamo magari anche una bici. Ecco il rifugio, Talamini, la musica Fai ci vedere aspetta. come il fumo prometta buono. Il fumo promette bene. Un po' di musica folk. Ho una lettera per lei. Sorride di solita quella piccola, forse a caso mi sfiora la mano, aprendo leggerò parole che so già, le notti sono sempre più lunghe, lontano da te. Questa idea della musica potrebbe
sia anche criticabile se l'è fatto, no? Per la precisione ci troviamo sopra Vodo, tra il Pelmo e Monterite, grosso modo. Cosa farà io, signora? C'è sempre una lettera per lei. La musica accompagna, è forse un po' criticabile il discorso, comunque la giornata è bella, la salita è andata bene. Ecco sullo sfondo l'Antelao coperto dalle nuvole. Come potete vedere l'ospitalità è notevole. Ospitalità notevole. Operatore? Sì, già ripresi. Operatore, non è l'ora di andare a mangiare. Sì, direi proprio di sì. Ecco la cima del Monterite. Chi ha la pelata e chi ha la pancetta e danno per lo spuntino un po' l'arrosto, un fiasco, due di vino, maglietta e cartoncini, la bicicletta da competizione, la moglie lontana dagli occhi, la vita è bella, basta pedalare. I tipi e l'illusione che duri sempre questa gioventù. La bici, che gran passione, trovarsi insieme e fare la volata, alzarsi sopra i pedali e va tranquillo al suo appuntamento, e allora di punto in bianco cambia lo sport, cambia l'allenamento. Altra elettricità. Magari direi, torniamo. Tenuto più rifuso Talamini, quota 1600 circa. Installare a Coniglietta. Portato su caia in un bando qua dentro. Qua buttato. Neanche portato un buttato. Guarda che bello. Questo cos'è? Ma Bene. è un ugello, non c'è dubbio. Piano che non si rompano le ali. Piano piano. Sarebbe da dire che il coniglio si alzasse. Pelmo, di qui. Anch'esso immerso fra le nuvole. C'era con la piccola Lara. Si prospettano ottime pasta asciutte, litre, capriolo e cervo. Qua non è cervo? No, non è cervo, no, ma dico si prospetta. Non ti ricordo Mangia bene perché sei... Eh sì, perché qui andiamo su delle Dolomiti.
Tiene Dolomiti, pa l'amor del cielo. Un piatto ma era un po' di Coca-Cola che matti Dai, bevi Lara, bevi Coca-Cola, brava. Adesso l'abbiamo portata su al rifugio scaricarti. Al ritorno vedo che vengono così da saturati a vomito. Dormiva con un tasso in moto. Ha dormito in moto in quella discesa. Ah, ti è piaciuta la salita in moto, Lara? Sì? Sì. Adesso facciamo anche il calcolo. No, la traperti di faccio. Ma il piede non traspira, no? Ecco, il cacco. Ah, il caco nuovo! Felice? Lara dell'acquisto del caco. Perché? Abbiamo acquistato ieri dopo un lungo giro con Fulvio e Fernanda Sei un bambino o un maschietto? che ci ha portato da Lara, tu come Bancis. ti chiami? Sei una bambina o un bambino? Barcellini a Bancis, Biancavallo, sterrato piano sterrato di 25 km. Fa 2 anni in ottobre. Mica e caco. Ma con il casco? È un maschietto o va col casco? No, dice perché io vado in botto. Quindi tu la Perché usi il casco, Lara? Perché? Ho preso una brutta piega. No. Oddio, se fosse il contrario mi piacerebbe di più. Un lunedì... Le delizie del palato. Ecco qua il tuo capo. Eccolo qua. Un'ottima lepre selvaggina. L'abbiamo già graffiato come quelli. All'aperto. Questa landa Non disturbare Angela. tranquilla. Io devo metterlo. Lara continua a No, rompere. dopo ti diventa grande, sai, perché io ho la testa più grande della tua. Lara! Ehi là! Ma non posso, devo metterlo. Mi mangi ancora qualcosa, sì, Manuela, volentieri. Penso che anche Marco mangia. Ma vedi che dopo di... Cosa facciamo? Sorprendiamo Lara che è stata avvicinata da uno sconosciuto. L'ha invitata a ballare. Uno sconosciuto ha invitato a ballare mia figlia. Dai, balla Lara! Guardi, io voglio i danni, sa, ma chi ha dato la potenza per girare? Ma guardi tu, la sua mucca, su questa strada non poteva circolare. Lui disse che avevo torto e chiaramente mi spiegò pure il perché. Vieni a ballare col papà Lara. Che proveniva dalla destra, secondo lui il torto rimaneva a me. Buena stando a sua esterza, e ci ho messo anche la terza. Ma la mucca se ne stava proprio in mezzo, è successo il patatrac. Balla La Lara! mia macchina scassata, una mucca rovinata. Mamma mia che terribile giornata, proprio da dimenticare. Povera macchina tutta scassata e una mucca rovinata. Oh mamma mia che giornata, proprio da dimenticare. Forza Lara, dai, nuovo ballo, forza, dai! Dai! Oh papà. Incantesimo d'amore in un'onda di Ecco Lara, rifugio Talamini in questa incantevole giornata. È tutta una poesia. nel silenzio cantato, metti in fondo ad ogni cuore la febbre di poesia. Papà, scusi, ci concede questo ballo? Io la riprendo col videoregistratore? Si continua a prendere. E sta andando, Dai, balla, il papà che la va.
La mamma riprende. In un'onda di languor, il cuor trascini vita. Guarda la mamma. Quando l'ombra scende la gran città. Penso possa bastare la mia dama, è già piuttosto sul nervosino. È stanca signora? Ciao signora, quanto le è costato questo ballo? Dai il baglietto sul naglietto al paparito, così. Eccoci giunti brevemente dal rifugio Talamini, che praticamente era sul crinale, diciamo, che divide la valle del Boite con quella del Mae, cioè la valle di San Vito del Cadore con quella di Zoldo. Ecco il panorama di qui. In lontananza sto zoomando sui monti di Bosco Nero. Ecco la valle che si apre verso Zoldo. I primi tabiali, le prime case di Zoppè. Ferma lì Lara, buona. Ecco il panorama verso il Monte Pelmo, che in questo momento è leggermente defilato. Allora Manu, ti è piaciuta questa gitarella? Molto, molto. Sì, sono contento. Ciao amore, Ecco. perché c'è Popo con noi. Manuela sta ammirando sua figlia, che in questo momento è alle Può mie darsi che spalle. ammiri anche te. È decisamente Scusa. alle mie spalle, adesso mi riprendi. Ma può darsi. Vedono appena da Longarone le mosse sulla sinistra, Ecco Popo, che salgono. sull'orlo della pennichella. Sì, mi sa che ora prenderà sonno. Popo, e ciao con la manina amore. Allora saluta la mamma. Hai sonno Popo? Vedi, sto in moto qua. No. Con queste immagini concludiamo questa nostra giornata del che giorno è? 21. 21 agosto 1983. Targato 3. Ci rivedremo prossimamente sugli schermi, vero Marco? Magari a Mestre. Certo. Sì, a Mestre, a Mogliano. Mogliano. Molto bene. Non sto scorreggiando solo.